Corruzione e perdita di ricchezza a causa delle interferenze della criminalità organizzata è questo il tema di un interessante dibattito politico organizzato dal Movimento 5 Stelle di Agrigento e che ha visto presenti qualificati esponenti del partito, l'onorevole Angelo Cambiano, deputato all'AS, Fabio Falcone, coordinatore provinciale di Agrigento, tra i relatori Maurizio Liscianda, professore associato presso l'Università LUMSA di Palermo. Ha introdotto Gino Buscemi, rappresentante del Movimento 5 Stelle di Agrigento, ha moderato Onofrio Dispenza, portavoce dell'area progressista, è intervenuta l'onorevole agrigentina Ida Carmina. Quindi la chiusura dell'onorevole Giuseppe Andoci, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione di Med del Parlamento Europeo, che ha relazionato sul tema l'economia della corruzione. Ma guardi, significa solamente continuare a fare il proprio dovere. Noi dobbiamo ripartire dalla normalità. Questo paese non ha bisogno di simboli ed eroi, questo paese ha bisogno di normalità, perché fare il proprio dovere deve essere normale e quindi ripartire da questo significa dare speranza alle persone. Ripartire da questo significa, come ho detto oggi, dare delle priorità. La priorità è il tema morale e dentro il tema morale c'è la scelta, questa parola, il valore della scelta. Ecco, io sono convinto che la scelta non debba toccare a una persona, ma debba toccare a una comunità e a un paese che vuole riscattarsi e vuole anche, riscattandosi, fare una carezza a coloro che per quella scelta hanno perso la vita. Libero Grassi è uno di quelli e tanti altri uomini e donne dello Stato che hanno perso la vita proprio perché hanno pensato che nelle loro priorità l'esercizio del dovere era al primo posto. La sua battaglia contro la mafia dei pascoli ha aperto una nuova frontiera del contrasto alla criminalità organizzata. A distanza di anni lo Stato ha imparato da quell'esperienza o c'è ancora resistenza interna al cambiamento? Beh, la resistenza al cambiamento c'è perché si vogliono demolire dei temi che riguardano le norme antimafia, però è chiaro che quando si creano delle norme, così come abbiamo fatto noi, creando la norma che viene fuori dal protocollo di legalità che oggi è nei tre cardini e non voce antimafia, è chiaro che dai uno strumento nelle mani delle forze dell'ordine e della magistratura che sta facendo un grandissimo lavoro e sta colpendo i patrimoni delle mafie. Ecco, noi dobbiamo passare a un'antimafia dei fatti, perché dobbiamo raccontarci, parlare, fare i commenti, ma nel contempo dobbiamo produrre azioni che colpiscono i patrimoni delle mafie. Lo abbiamo fatto e si sta continuando anche in questi giorni ad attivare il protocollo e la norma nazionale in giro per l'Italia. Molti giovani oggi vedono la mafia come qualcosa di lontano o superato. Cosa direbbe loro per far capire che la corruzione e le infiltrazioni mafiose sono ancora una minaccia attuale anche nel mondo civile? Ma io direi loro di sbracciarsi, di innamorarsi della vita, di innamorarsi della politica, quella vera, quella che nelle priorità mette l'onestà, la rettitudine, di essere protagonisti. Se riescono a far questo, magari eviteranno che facendo un concorso pubblico dove uno di loro è il più bravo non dovrà abbassare la testa e far vedere passare invece qualcuno con la cosiddetta amicizia che ne umilia le competenze e soprattutto ne umilia il valore sociale. Ecco, ai ragazzi dico ce la possiamo fare, c'è speranza. Grazie. Lei ha dimostrato che la legalità non è un concetto astratto ma una scelta quotidiana. Qual è secondo lei il primo gesto concreto che ogni cittadino può fare per contribuire a un'Italia più pulita? Deve fare una semplice cosa, deve rispettare la migliore normativa antimafia che abbiamo nel nostro paese, che non sono le norme antimafia le migliori dell'Europa e del mondo che abbiamo, ma è la Costituzione, è il dovere di cittadinanza dal quale nessuno di noi può sentirsi esentato. Ecco, questo penso che sia il messaggio migliore. L'ultima cosa, dopo aver rischiato la vita per difendere i beni comuni, dove trova oggi la forza e la motivazione per continuare questa battaglia? Ma la trovo nella gente che incontro, la trovo negli occhi delle mie figlie, la trovo in un paese che ha bisogno, come ho detto prima, non di eroi, ma che ha bisogno di persone che facendo il proprio dovere fino in fondo
pur rischiando la loro vita, mettono in discussione quel sistema invece che va al contrario e che pensa che con l'amichettismo si possa trovare sempre una scorciatoia. Noi non vogliamo percorrere scorciatoie se non per arrivare a obiettivi concreti di dignità e di ristoro sociale. Noi abbiamo bisogno di un paese che corra, che migliori, ma che abbia come obiettivo primario che quella benzina deve costare bene, le macchine devono essere messe a norma, cioè quella strada va percorsa con onestà, con dignità, con disciplina ed onore. Ecco, noi abbiamo un pullman, salgano chi vogliono, guidiamo a turno oltretutto e diamo una speranza a tutti.